Buonasera a tutti. È un piacere vedervi qui riuniti alla 35esima edizione del nostro concerto per il Piccolo Rifugio. Come ogni anno abbiamo messo la stessa passione e la stessa dedizione nella creazione di questo concerto che ci permette di avere un bellissimo legame con il Piccolo Rifugio e quindi di conseguenza ci permette anche di aiutare una delle realtà più importanti del nostro territorio. Perché è questo che fa il Rotaract. Siamo un'associazione che si occupa di aiutare la comunità, spesso con l'aiuto di altre associazioni e in collaborazione con il Comune e le sue istituzioni. Il nostro obiettivo è quello di rendere il nostro territorio sempre migliore. Per la creazione di questo concerto siamo stati supportati da diverse persone che a nome del mio club io vorrei ringraziare. In primis vorrei ringraziare il Piccolo Rifugio, che ci ha affiancati in diverse operazioni per l'organizzazione di questo evento. Vorrei poi ringraziare la parrocchia di Santi Pietro e Paolo e in particolare il parroco Don Silvano per la sua disponibilità e per la disponibilità della Chiesa. Vorrei ringraziare il coro Conegliano e il coro Ana Cime d'Auta perché stasera saranno qui disponibili a cantare per noi. Gli sponsor che ci hanno sostenuto nelle nostre spese. La tenda TV che in questo momento ci sta riprendendo e trasmetterà il nostro concerto e infine il Comune di Vittorio Veneto e in particolare l'assessore Uliana che stasera è qui presente e il sindaco che ci raggiungerà più tardi. Stasera ci sarebbe anche dovuta essere Vivi Radio, ma la figlia del tecnico dell'audio, il signor Cabras, sta nascendo oggi, quindi giustamente non poteva essere qua. Proprio per questo ci congratuliamo con lui e auguriamo alla bambina una vita piena di gioia e di amore. Detto questo, desidererei chiamare ora sul palco l'assessore Uliana per fare 2 parole. Buonasera a tutti. Per me è sempre particolarmente commovente entrare all'interno di questa chiesa di San Pietro e Paolo e quindi sono veramente contenta di essere qui con voi per questo concerto, perché entrando all'interno di questa chiesa la riflessione che a me sempre viene spontanea e mi viene guardando il dipinto che ho alle mie spalle è una riflessione profonda su quello che è il senso della vita, il destino dell'uomo, il destino dell'umanità. E mi sento, se non vi spiace, di proporla così tranquillamente a voi come se fossimo un gruppo di amici, perché così tra l'altro io considero i ragazzi del Piccolo Rifugio e così considero i giovani del Rotaract che hanno queste belle iniziative. In quel dipinto Luigi Cillo nel 1987 rappresenta il percorso di redenzione dell'umanità dall'Antico Testamento nella parte inferiore al Nuovo Testamento nella parte superiore. Un percorso che parte dall'agnello sacrificale, dall'esercito del faraone travolto dalle acque e dall'angelo alla vostra destra che indica con il dito della mano la parte superiore dove culmina il percorso di redenzione. E come culmina questo percorso? Culmina con la crocifissione di un uomo che però è anche Dio. Vedete che Cristo sopra ha dimensioni maggiori rispetto agli altri personaggi, giganteggia, è come se fosse rappresentato su un palco. Noi siamo portati a guardarlo dal basso verso l'alto. Ma quel Cristo io l'ho sempre visto così e ve lo comunico così come io l'ho colto. Non rappresenta la sofferenza, l'agonia, la morte. È un Cristo che rappresenta invece una grande dignità, una grande serenità nel volto. È rimasto solo perché una folla, la folla dei persecutori, degli aguzzini, di chi ha partecipato alla sua crocifissione, si sta allontanando dietro un declivio. È una
folla senza emozioni, senza volto, e Cristo è solo davanti a noi, solo come nel deserto, solo come nel Getsemani, ma dimostra nell'atteggiamento così dolce del viso la superiorità morale di chi è riuscito a condurre, ed è questo il messaggio che voglio lasciarvi oggi, a condurre fino in fondo, senza tentennamenti, la strada che gli è stata assegnata. Buon Natale a tutti. Desidero ora chiamare sul palco il responsabile del piccolo rifugio, Giovanni Natale. Buonasera a tutti. Opla. Ecco, niente, volevo dire anche io due parole. Se noi pensiamo ai segni del Natale, noi pensiamo al presepe, pensiamo all'albero di Natale, pensiamo ai regali da fare. Per noi del piccolo rifugio il Natale è anche il concerto del Rotaract. Sono 35 anni, la 35esima edizione che noi ci troviamo per una serata musicale, una serata d'avvento che il Rotaract ci regala ogni anno. E per questo noi lo ringraziamo tantissimo, è veramente molto caro. Sono 35 anni perché i giovani del Rotaract cambiano ogni anno, eppure loro conservano questo impegno per noi, per il piccolo rifugio. Sono 35 anni e quasi ogni anno il coro conegliano è stato con noi e per questo noi lo ringraziamo tantissimo. Sono 35 anni e le persone che vivono al piccolo rifugio, alcune sono le stesse, alcune sono cambiate, ma per ognuno di loro questo appuntamento vuol dire avvicinarsi allo spirito del Natale. Per questo noi veramente ringraziamo tutto il lavoro che il Rotaract Conegliano Vittorio Veneto fa dietro le quinte per organizzare questo evento. Poi mi ripeto un attimo, ma ci tengo comunque a ringraziare i due cori presenti, quindi di nuovo il coro conegliano, grazie mille di essere qui, e il coro Ana Cimedauta che noi incontriamo per la prima volta. Per la prima volta siamo anche in questa bellissima chiesa e per questo ringrazio Don Silvano per la disponibilità. Voglio ringraziare Federico e la Tenda TV perché ci riprendono e permettono di vedere il concerto al di fuori di questa serata in altri momenti. Poi ovviamente ringraziamo, come giustamente ha fatto Silvia, ringraziamo gli sponsor che con i loro mattoncini piccoli e grandi permettono la serata, che avvenga questa serata. Poi, se ben permettete, ringrazio infinitamente i volontari dell'Associazione Lucia Schiavinato che stasera ci accompagnano le persone che vivono al piccolo rifugio, li accompagnano qua come in 1000 altre sere, come in 1000 altri eventi. E ringrazio voi tutti che siete qua, perché senza di voi il concerto non avrebbe senso. Avete sfidato il freddo e il buio per essere qui con noi, e perché solo con le persone che come voi che siete vicini al piccolo rifugio, il piccolo rifugio può portare avanti la sua idea, il suo cammino. E basta, niente, mi pare di aver ringraziato tutti quanti e adesso vi lascio subito ai due cori che cantano. E volevo solo invitarvi il 26 di dicembre che ci sarà la Little Run, una corsa a camminata per il piccolo rifugio, alle 9:30 allo Sporting, se volete essere con noi. Grazie mille, grazie a tutti. Chiamerei ora Don Silvano a dire due parole. Vi do il benvenuto in questa chiesa che dopo 34 edizioni ospita la 35esima di questa bella iniziativa che sinceramente non conoscevo. Quando Silvia mi ha contattato per chiedermi la disponibilità di questo luogo, ho subito accolto questa occasione perché non era, penso, come le tante occasioni che in questo tempo si ripetono in tanti luoghi, soprattutto nelle varie chiese in occasione del Natale.
Quindi vi accolgo a mio nome, a nome anche di questa comunità cristiana, che anche questo luogo, questo ambiente possa essere accogliente. Do un benvenuto ai qui presenti componenti della famiglia del Piccolo Rifugio, a cui l'utilità di questo incontro è devolto. Vi auguro una buona serata, un buon ascolto e ringrazio l'assessore Uliana per la bella spiegazione che ha dato di questo grande quadro, grande pittura. Bene, buona serata, magari appuntamento il prossimo anno, non so se posso dire così, dipende da voi. Credo che ci sarà anche la 36esima edizione. Mi sono meravigliato che questa iniziativa sia fatta da giovani e che i giovani propongano anche una serata di canti in occasione del Natale. Sia questo Natale un'occasione anche per riscoprire il bello anche di stare insieme e il bello anche del fare del bene per delle persone, i nostri fratelli. Grazie e buona serata. Intanto che il coro si schiera, prendo 2 minuti la parola per confermare tutto quello che è stato detto fino adesso anche riguardo alla storiografia di questa 35esima edizione, ma forse un particolare che penso pochissimi di voi, tolti gli addetti ai lavori, sanno, è questo tipo di omaggio a chi sta peggio di noi, in tutti i sensi, sia morale che anche economico, con le offerte che il pubblico è sempre generosamente dato, e per tramite del Rotaract Conegliano Vittorio Veneto, nacque 35 anni fa. Io con una immodestia unica me ne assumo la paternità completa, e
venne fatto a Conegliano. Per i primi 3-4 anni lo facemmo nella chiesa di San Martino di Conegliano. Poi, per una questione così di alternanza, anche allora c'era l'alternanza, siamo venuti a Vittorio e quindi adesso stiamo benissimo qui a Vittorio Veneto, dove oltretutto all'interno del coro conegliano c'è un discreto manipolo di vittoriesi, quindi siamo in casa anche dal punto di vista dei coristi. Ecco, questo per chi non lo sapeva è un punto di riferimento di questi 35 anni. Il coro conegliano ha iniziato con un Padre Nostro di Kedrov, quindi parliamo di una melodia ortodossa che assomiglia come modo di esprimersi di più al loro modo di partecipare cantando alle funzioni religiose diverse del nostro, cattolica, apostolica, romana, che siamo noi. E come secondo brano, Diego Maestro, il nostro maestro Diego Tomasi, vittoriese doc, quindi ecco che anche lui rientra in questa ottica di scambi, aveva messo l'Ave Maria di Biebel. Però i solisti in inverno hanno il problema che magari si prendono qualcosa che va a incidere sulle loro corde vocali e di conseguenza non siamo in grado di farla al meglio. E allora abbiamo ripiegato sul vecchio Beppi De Marzi, che è sempre una cosa sicura, e quindi vi facciamo sentire questa Maria lassù, che è una specie di Ave Maria di Beppi De Marzi, dove che il canto è verso la bellezza della natura, questa forma di preghiera che tutti noi seguiamo anche come se fosse una vera e propria Ave Maria. E tra un canto e l'altro approfitto per porgere un calorosissimo e affettuoso saluto, oltre che agli organizzatori, oltre che al reverendo che ci ha ospitato in questa chiesa, anche ai ragazzi del Piccolo Rifugio. Voi sapete che all'interno di loro ci sono anche degli appassionati di musica, ma questa sarà una cosa della quale parleremo a tempo e luogo. E adesso cosa vi facciamo sentire? Beh, un classico che ha 3 titoli: Notte d'amor, Astro del ciel o Stille Nacht alla tedesca, in tedesco. È un canto che tutti voi conoscete, forse magari ignorate
dove e come è nato? Beh, non è un canto molto molto antico, sapete? Questo è nato nel 1818 a Oberdorf, un paesino dell'Austria, dove proprio la sera di Natale, la notte santa, si è spaccato l'organo. E allora in due, che praticamente avevano la responsabilità della funzione, il maestro elementare Gruber e il curato Mohr, si fecero una riunione lampo e dissero: qui dobbiamo inventare qualcosa, e strimpellando la chitarra, perché l'organo era rotto, e buttarono giù questa melodia che da subito piacque, conquistò all'inizio la corte di Vienna, perché molti dei presenti a Oberdorf erano funzionari o addirittura nobili della corte austriaca, e da lì invase tutto quello che è il mondo, diciamo, dell'Europa centrale, e non solo lì. Eccovi quindi lo Stille Nacht alla tedesca. Quando si parla di Natale si parla di pace, si parla di amore tra gli uomini, tra i popoli, ma purtroppo ci sono anche le guerre. E il brano che adesso il coro conegliano diretto da Diego Tomasi vi fa sentire è un brano sempre di elaborazione di un autore, Tieppo, che ha scritto molte cose belle, e fa riferimento niente po' di meno che a un brano di 100.000 gavette di ghiaccio scritto da Bedeschi. La musica è presa da una ninna nanna russa,
Quindi parliamo della ultima guerra, parliamo della guerra che nel 1942 vide soprattutto i nostri alpini, sono morti tanti, ma i nostri alpini della Giulia, che erano i più legati alle nostre famiglie, durante il 1942 nella disastrosa ritirata che poi li portò alla Nikolaevska, che noi tutti veneriamo come un vero e proprio sacrario di tanti dei nostri, ma non solo dei nostri, che sono morti lassù. E allora queste due frasi scritte da Bedeschi le trovo giuste per collegare anche questo brano che vi facciamo sentire noi adesso a un brano che farà poi il coro ospite, che è sempre in riferimento a questa guerra che ha causato così tanti lutti e che ancora è stata ricordata anche nelle manifestazioni della Prima Guerra Mondiale che si stanno concludendo adesso in questo 2018. La notte di Natale, dalle gelide tane tra la neve, ombre nere si avviarono silenziose verso un punto appena luminoso. Andavano a processione fino alla baracchetta del comando di battaglione a salutare Gesù, che il cappellano chiamava per la messa di Natale, e lo pregava di scendere tra gli alpini che lo attendevano, con le ginocchia sprofondate nel bianco. Dormi, dormi. Il canone di Pachelbel. Che cos'è un canone? Beh, chi sa di musica non ha bisogno di spiegazioni, però magari per gli altri diciamo che è la ripetizione di un brano, di una musica, di un tema in maniera leggermente diversa da come è fatta in prima battuta.
Quindi è un canto ripetitivo. È un canto ripetitivo che Pachelbel, che era praticamente un religioso che nel 1680 aveva chiesa a Norimberga. Ed ecco che questo brano, che è nato per strumentazione musicale, quindi è nato per orchestra, il nostro Diego Tomasi, il nostro maestro, lo ha rimaneggiato finché, pur lasciando tutto intatto quello che è l'impianto musicale, ha fatto sì che noi, che non siamo strumenti musicali, ma bensì uomini che cantano con l'aiuto della gola, possano farlo in maniera, io direi, che voi giudicherete meglio di noi se viene fuori bene o viene fuori male. Sappiate che è una creazione questa, una rimaneggiatura che ha fatto Diego Tomasi, e quindi noi lo cantiamo doppiamente con piacere perché finalmente è una cosa di famiglia. Eccovi quindi il canone di Pachelbel nella rielaborazione di Diego Tomasi.
Diciamo che la prima parte del coro conegliano si conclude con questo brano che adesso vi presentiamo. Poi ci saranno gli amici del coro Ana Cimedauta e poi alla fine vediamo cosa possiamo imbastire, diciamo, fra i nostri due cori, ma chiaramente i nostri maestri si sono già accordati. Vi presentiamo Cantique de Noël. È un brano che tratta dei soliti temi ridondanti del Natale, gli angeli in cielo e la capanna e tutto quello che va dietro. Ha una cosa un po' diversa dal solito, che in quel 1847 il curato Eugène Nicolas, che era in una chiesa di un paese francese, era il parroco, e niente, doveva rifare i serramenti della chiesa che erano un po' cedenti. Ha pensato di fare qualcosa per riuscire a trovare l'elemosina dei suoi parrocchiani. Quindi, se noi facessimo un bel brano di Natale, ma una cosa nuova, una cosa mai sentita, forse potrebbe essere un forte impulso per riuscire a far su un po' di soldi, no? E allora un suo parrocchiano che si dilettava nel comporre dei brani musicali scrisse questo testo, però non era sufficiente. Ci voleva anche qualcuno che lo armonizzasse dal punto di vista musicale in modo degno, e così approfittarono di un'amicizia che qualcuno aveva con il mitico Adolf Adam, un grande professionista, un compositore che andava per la maggiore allora, e così misero insieme questo Cantique di Noël che adesso vi facciamo sentire. È solo un arrivederci, quindi poi avremo modo di parlare di altre cose. Grazie. Vi rubo solo mezzo minuto. Per continuare a cantare, di solito noi abbiamo bisogno di trovare delle persone, degli allievi, di chi abbia la voglia, la passione e la volontà di seguire in coro. Qui dentro in chiesa, in mezzo a voi, c'è un nuovo allievo corista da qualche tempo che sta incominciando a diventare corista ufficiale. Per cui, Vincenzo, questa sera abbiamo l'onore di averti qui, per cui vieni a cantare con noi il Cantique, visto che è un po' che lo provi. Ecco il nostro, è un allievo ma è un maggiore degli alpini, per cui tanto di cappello. Qualcuno sottovoce ha detto: Vincenzo, pensa ai damigiane che cena che fai. Questo è stato il sorriso.
Ringraziamo il coro conegliano per le splendide canzoni, la splendida musica, ma come è stato detto è solo un arrivederci. Ora è il turno del coro Ana Cimedauta. Chiamerei quindi il presidente del coro qui a dire 2 parole per poi proseguire col concerto. Buon proseguimento. Buonasera a tutti. Prima di tutto vi ringrazio per l'invito che ci avete rivolto. Non so se c'è quale sia il motivo che è per la terza volta che quest'anno veniamo a cantare qui a Vittorio Veneto. È un onore e un piacere per noi essere qui a Vittorio Veneto, anche perché abbiamo il nostro direttore del coro Gianluca Gimignani che è un vittoriese doc. Quindi un grazie veramente a Gianluca che ci conduce a cantare qui a Vittorio Veneto, grazie a chi ha organizzato questa serata per l'invito che ci ha fatto e che ci fa piacere e onore a cantare per chi ha qualche problema diverso da nostro, però chiaramente noi vogliamo essere solidali, vogliamo essere sempre presenti. Oltre ad essere un coro ANA, un coro degli Alpini, siamo anche un coro molto disponibile che ha piacere di cantare per queste occasioni. Noi come sapete siamo di Roncade di Treviso e ci presentiamo a voi col primo brano che anche lo speaker prima ha accennato, che si intitola L'ultima notte di Beppe De Marzi. Siamo a Natale in Russia nel 1940, sulle rive del Don. Proviamo per un solo momento ad immaginare una lunga colonna di alpini, circa 50-60 mila uomini che camminano in una distesa infinita, coperta di neve gelida. Il colore del vestiario grigio-verde li fa sembrare dei fantasmi che si muovono molto lentamente a causa di una temperatura che sfiora i 40 gradi sotto zero. Al limite della sopravvivenza. Camminano per sfuggire alla morte, ma per i più quella è stata l'ultima notte di Natale. L'ultima notte di Natale di Beppe De Marzi. Silenzioso
Il secondo brano che vi facciamo ascoltare si intitola Nell'apparir del sempiterno sole. È una lauda spirituale natalizia a tre voci pari, scritta da Giovenale Ancina nel XV secolo e armonizzata da padre Francesco Sotto. Chissà quale stupore avranno avuto i pastori che mentre vegliavano le pecore, tutto a un tratto udirono nel cielo canti di gioia e videro degli angeli che formavano una lunga scia luminosa. Incuriositi la seguirono e si trovarono davanti, avvolto in vili panni, un fanciullo. Era nato Gesù, Salvatore del mondo, nell'apparir del sempiterno sole. Marie Betlemme di Beppe De Marzi. L'amore dei poveri chiede a Maria e Giuseppe perché mai siano andati a Betlemme a far nascere Gesù. Dentro una grotta gelida, tra lacrime e dolori. Ma ecco apparire nel cielo un angelo che infonde la grande speranza del figlio del Signore. Marie Betlemme. Dosituna
Visto che siamo prettamente nel clima natalizio e ovviamente la Madonna è la mamma del Signore, la Madre nostra, non possiamo che non cantare anche una canzone dedicata alla Madonna, Ave Maria. Arriva la sera, al tramontare del sole sento suonare la campana che annuncia che è finito il giorno. Ed ecco che il nostro pensiero corre verso casa, dove ci aspetta la nostra madre. Odo suonar di Gianni Malatesta.
Il prossimo brano si intitola Rifugio Bianco di Beppe De Marzi. È un canto che nacque in occasione della dedicazione di Giovanni Tonini, suo amico, di un rifugio delle montagne di Pinè nel Trentino. Chi frequenta e frequentava negli ultimi anni giovanili la montagna e i suoi rifugi non può disconoscere che la prima strofa descrive un itinerario classico, quello che ognuno serba fra i propri ricordi più belli, che ci conduce a una qualsiasi rifugio di montagna. Lasciate le ultime case del paese, ci si immerge nella valle e percorrendo un sentiero a zig-zag inizia la salita che si erpica portandoci fino in quota, fino ad arrivare a una piccola casa bianca, il rifugio. E finalmente eccoci arrivati. I prati che abbiamo attraversato ora sembrano che continuino e si allarghino verso il cielo. Rifugio bianco. Rubo anch'io 10 secondi, esattamente per lo stesso motivo per cui mi ha rubati l'amico Diego prima. Non è facile alimentare un coro, per cui ogni volta che arrivano nuovi ragazzi sono sempre benissimo accolti e quindi volevo invitare con noi Paolo. Che sia di buon auspicio per lunga vita insieme. Oh
Questa è la nostra sorpresa. Due cori che si conoscono, che però non hanno mai avuto l'occasione di cantare insieme. Questa è un'occasione buona, l'occasione dove due brani che i due cori eseguono probabilmente in modo diverso, ma che la magia del Natale riesce a mettere insieme, per cui questi due cori vi faranno sentire come non abbiamo fatto prove, abbiamo provato prima quei 10 minuti prima che arrivasse la gente. Il primo brano si intitola Puer Natus, è la storia dall'Annunciazione al concepimento fino alla nascita di Gesù. Puer Natus di Gianni Malatesta. L'altro brano, prima di finire con un'ultima sorpresa, si intitola Bianco Natale. Anche questo è nato come un canto pubblicitario, una colonna sonora di un film, però la magia che riesce a trasmettere, il significato, il senso vero che diamo a quello che dice, alle parole che dice, può essere cantato tranquillamente in un giorno di Natale. Bianco Natale.
nostro modo, per terminare e concludere, è nel canto che è un po' il simbolo del Natale. Dino, ci sono i Paoli qui. Allora, se Paolo e Paolo vogliono venire a cantare con noi siamo qui che li attendiamo. È il nostro modo per augurare a tutti voi È il nostro modo per augurare a tutti voi, augurare a tutti gli amici del Piccolo Rifugio, a Don Silvano e a questa comunità, il nostro buon Natale. Jingle bell. Ok. Chiederei ai cori di non scappare. Vi vogliamo ringraziare molto per questa serata, è stato veramente bello, la musica è stata coinvolgente ed è sempre bello come alla fine anche il Piccolo Rifugio venga coinvolto in tutto questo. Vogliamo darvi un piccolo omaggio per ringraziarvi della vostra presenza e chiamerei il direttore di ogni coro in ordine di apparizione. Diego Tomasi, per piacere, se può venire. E Gianluca Gemignani per il coro Ana Cimedauta. Vorrei inoltre chiamare per ringraziare nuovamente della disponibilità della Chiesa e della disponibilità proprio a qualsiasi nostra richiesta Don Silvano.
vorremmo dare un presente anche a lui. E infine, visto che ho saputo che è arrivato il signor Sindaco Tonon, la chiamerei qui a dire 2 parole. Grazie. Buonasera. Ahimè sono arrivato, ho sentito solo le ultime 2 canzoni perché ero con i consiglieri comunali. Talvolta il dovere chiama anche quando il piacere sta da un'altra parte, in questo caso la musica. Io ringrazio, i cori li ho già sentiti più di una volta, tutti e 2, quindi li conosco bene. E fra l'altro avevo promesso agli amici del Piccolo Rifugio, mercoledì, quando sono venuto a fare gli auguri, che ci sarei stato. C'è stata in mezzo questa riunione imprevista. Io ringrazio i cori, chi ha organizzato i cori, che oltre ad allietare la serata hanno fatto un bellissimo regalo agli amici del Piccolo Rifugio. Ringrazio per la sensibilità che i cori dimostrano anche di attenzione nei confronti dei nostri amici. Di solito dicono a Natale dobbiamo essere tutti più buoni, ma secondo me bisognerebbe tentare di essere buoni durante tutto l'anno. Se dopo a Natale riusciamo ad esserlo, ben venga. Vi ricordo infine che quest'anno, per la prima volta, visto che è qui vicino e il parroco è il medesimo, abbiamo acceso l'albero anche a Piazza Meschio. Non so se riusciremo a farlo anche a San Pietro Paolo il prossimo anno, ma intanto abbiamo cominciato. Buon Natale a tutti. Direi che abbiamo passato una serata veramente piacevole. Il concerto è dichiarato concluso. Vi ringrazio in anticipo per il contributo che darete ai ragazzi che saranno all'uscita della chiesa e vi auguro una buona serata e buone feste.